La Champions League potrebbe concludersi con partite uniche e una Final Four, lo rivela il sito del giornale spagnolo AS, che precisa poi come il progetto a cui stanno lavorando l'UEFA, ECA e Leghe Nazionali sarà discusso il prossimo 17 giugno presso il comitato esecutivo dell'UEFA. L'idea è di concludere gli ottavi di finale della Champions League per poi disputare i quarti in una gara unica in campo neutro. Infine, giocare le semifinali e la finale a Istanbul con una vera e propria Final Four in stile basket. La bozza di calendario per le coppe europee prevede la ripartenza dell'Europa League giovedì 6 agosto e della Champions League sabato 8. L'esecutivo UEFA, secondo quanto si legge su AS, dovrà anche verificare la disponibilità di tutte e 12 le città prescelte ad ospitare gli europei per nazioni del prossimo anno. Almeno 3 infatti avrebbero dubbi a causa della pandemia di coronavirus. Via libera al nuovo protocollo sulla ripresa degli allenamenti di squadra. Il documento della FIGC è stato validato dal Comitato Tecnico Scientifico. Ad annunciarlo il ministro dello sport Spadafora al TG Sport su Rai 2, precisando che tra le variazioni c'è quella dei ritiri, non più necessari. Ho appena convocato una riunione per il 28 maggio con il presidente della FIGC Gravina e con quello della Lega d'Alpino. Per quel giorno saremo in grado di decidere se e quando far ripartire il campionato di calcio. Vogliamo ripartire per terminare. L'Italia riparte, è giusto che riparta anche il calcio. Sarebbe stato più facile fare come la Francia e dire che il campionato era finito, ha aggiunto Spadafora. Sono stato dipinto come il nemico del calcio. All'inizio mi ha dato fastidio, ora mi fa sorridere. Dal Comitato Tecnico Scientifico sono arrivati dei chiarimenti per la Federcalcio. Si raccomanda che la necessità di intensificare il numero dei tamponi da effettuare non vada a incidere sulla disponibilità stessa dei test e soprattutto si evita l'isolamento completo della squadra, in modo da consentire davvero ai club di poter avviare gli allenamenti pur non avendo una struttura dove poter raccogliere i giocatori. Il nuovo protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico esclude anche la quarantena obbligatoria per tutti coloro che vengano a contatto con un nuovo caso di coronavirus. Proprio così siamo potuti arrivare a questo, dichiara Spadafora, perché la situazione ci consente di poter rivedere le regole in senso migliorativo come per tutti gli italiani. È giusto che anche il mondo del calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza come tante altre attività. Dries Mertens ha fatto innamorare Napoli e sembra che i partenopei vogliano riconoscere la sua importanza concedendogli la cittadinanza onoraria. A parlarne è stato l'assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, che durante un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: "Pensiamo alla cittadinanza onoraria perché parliamo di un ragazzo sensibile che a fari spenti si è sempre speso per far del bene alla nostra città. Mertens ha fatto tanto, dentro ma anche fuori dal campo". Il legame tra l'attaccante e i partenopei si sta rinforzando sia in ambito calcistico che pubblico. Da una parte la dirigenza azzurra e l'agente del calciatore hanno iniziato le trattative per il rinnovo, dall'altra il belga si è mostrato più volte in prima linea per il territorio, anche nelle questioni sociali. Romano Doc in tutto e per tutto, Francesco Totti non ha mai nascosto il suo profondo affetto per la città eterna e per la società giallorossa, un legame che va oltre il campo da calcio. È tornato a parlarne recentemente durante un'intervista alla rivista spagnola Libero. "Sono sempre stato tifoso della Roma, è sempre stato il mio sogno giocare con il numero 10 e la fascia di capitano. Una volta ottenuto questo sogno me lo sono tenuto stretto. Roma per me è la città più bella del mondo", ha affermato l'ex capitano, che poi ha raccontato di come l'amore per la sua città e per la sua squadra lo abbia trattenuto dal trasferirsi in Liga. "Il mio passaggio al Real era ormai cosa fatta all'80%. Ci ho pensato a lungo. Ilario mi spingeva verso Madrid, mi diceva che avrebbe lasciato tutto e mi avrebbe seguito. Alla fine è stata una scelta di cuore verso i tifosi, gli amici e la famiglia", ha concluso Francesco Totti.